Tutto nasce dalla semplice osservazione delle condizioni dell'erba davanti all'Istituto Alessandro Volta di Mestre in via Seggiano. È un cittadino a farci notare la differenza tra aiuole perfettamente rasate, quelle, ci spiega, di competenza del comune, e altri spazi di verde accanto completamente incolti, quelli di cui si dovrebbe occupare la provincia. Allora basta guardare la differenza dove c'è taglia l'erba del comune, vedi? C'è la leiola del comune, ben tagliata, pulizia, tutto quanto. Mentre quella della provincia si vede qua. La ditta della provincia qui per la verità ha già operato, in virtù della solita catena di subappalti a risparmio. Il servizio è finito in mano ad un'azienda arrivata da Reggio Emilia. La provincia ha aumentato per fine l'RC auto per fare questi lavori, tagliare l'erba. Difatti hanno incamerato dei soldini ma non fanno niente. Grazie al presidente Zaccariotto. I soldi, insomma, dai cittadini l'ente li riscuote, disinteressandosi completamente poi di guardare alla qualità del servizio che viene svolto. Per i residenti una vera sconfitta, perché chi si dovrebbe assicurare di aver ottenuto qualcosa di buono in cambio per chi paga le tasse non controlla e, come spesso accade, le conseguenze piombano sulla testa dei soliti noti, i contribuenti. Qua qualcuno prende i soldini e non fa il lavoro, anzi non è controllato. Difficile andare in provincia a parlare, spiegare cosa come. Non si trova mai la persona giusta.